Allora, stiamo parlando di abitazione, di un super bonus che veramente può cambiare le prospettive di chi vive la propria casa per viverla meglio, per risparmiare, per fare tante iniziative, però voglio ricordarvi che Confartigianato Imprese Padova lancia anche in questa occasione come vedete alle mie spalle, la locandina dei webinar, dei corsi molto interessanti. Uno sia il 28 ottobre, ore 19, architettura e progettazione degli spazi, l'importanza del gioco di squadra, con un architetto e un paesaggista. Poi il 18 novembre, comunità energetiche e autoconsumo collettivo, stato dell'arte, scenari futuri, con un professore del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. È un seminario praticamente online che approfondisce i temi delle politiche europee sul tema dell'energia. Il 2 dicembre alle ore 19, immagine aziendale e comunicazione vincente, consigli pratici, una chicca ve la faremo con la nostra, proprio con la interlocutrice, con la consulente aziendale Paola De Rosso, che sarà a tenere questo corso. E naturalmente per avere tutte le informazioni di questi webinar dovete chiedere naturalmente alla Confartigianato Imprese Padova oppure controllare sul sito www.uppa.padova.it. Moreno Favaron, presidente settore installatori, categoria installatori di impianti di Confartigianato, chiamate in causa perché chi meglio di voi potrà intervenire e come? Tanto per spiegarci, il professor Dalla Pupa diceva di questa locomotiva. La locomotiva, sì, per quanto riguarda gli installatori, per i lavori trainanti, sarebbe quello della caldaia, in poche parole, perché è uno dei lavori trainanti. Come il cappotto, la caldaia è un lavoro trainante. In Padova ci sono 2.750 imprese di installatori di impianti, 1.150 nel comparto del termotecnici, quindi che sono coinvolti in prima persona su questi temi. Per un totale di 2.700 addetti, insomma, per queste 1.150. Ma come diceva, ci sono anche lavori trainanti. I lavori trainanti possono venire fuori con il fotovoltaico e allora entrano tutti anche gli altri installatori, quelli che installano il fotovoltaico, la colonnina per ricarica della macchina, e tutto questo comparto qui va tutto al 110%. Quindi questa è un'occasione veramente unica. Unica perché cosa hanno messo in più in questo 110%? Avevamo avuto il 50, il 65%, questa volta hanno messo il 110%, che è un costo zero dei lavori, ma cos'è che hanno fatto in più? La cessione del credito. La cessione del credito è una cosa importantissima, perché se uno prima voleva fare dei lavori e non aveva capienza fiscale con il proprio scarico delle proprie tasse che doveva pagare, adesso può cedere il credito. E quindi la cessione del credito o lo sconto in fattura sono due cose che sono venute fuori col 110% molto importanti e che queste rimarranno anche dopo il 110%, perché lo sconto in fattura e la cessione del credito rimarrà anche dopo. Quindi questa è proprio un'epoca che cambia e quindi dobbiamo tutti attrezzarsi per queste cose. Noi dell'associazione siamo in prima persona sempre attenti alle nostre categorie, ai nostri associati, e per questo abbiamo creato un marchio CQ, un marchio di qualità, Abitare di qualità, dove sono rappresentate le nostre aziende associate che si iscrivono a questo marchio, dove devono ottenere anche un codice etico dei suoi lavori, una preparazione anche di formazione continua per essere dentro a questo marchio. Quindi abbiamo delle ditte associate molto preparate per queste cose qua. Una cosa molto importante è quella che noi continuiamo a fare formazione ed è quel webinar del 18 dicembre che è rivolto veramente a una cosa molto importante. Il ministro Patuanelli ha firmato 2 settimane fa una legge sull'autoconsumo, perché non è cosa banale anche questa, nell'autoconsumo c'erano problemi di emettere l'energia elettrica in rete. Quella che non consumavi col fotovoltaico veniva persa. Oggi con questa nuova legge si sta lavorando per quanto riguarda che tu la puoi dare in rete e poi te la ridanno indietro a costo zero. Quindi sarebbe una cosa molto importante, però è tutta da studiare e in questo webinar del 18 sarà spiegato questa nuova legge. 18 novembre o dicembre? 18 novembre. Novembre, sì, scusa, 18 sì, novembre. Magari 18 novembre sull'autoconsumo. Questa è una legge importante anche per tutta la gestione energetica della costruzione.
Una cosa molto importante che abbiamo visto in questi giorni col Covid è lo smart working, quindi ritornando al discorso delle nostre case, delle nostre abitazioni, bisogna anche ripensare alle nostre abitazioni, al lavoro a casa. Quindi abbiamo bisogno di spazi adeguati, ma anche di un consumo di energia adeguato, di avere una banda adeguata nelle nostre case. Quindi questo 110% può portare molto lavoro, ma anche l'occasione per attrezzarsi in casa, insomma. Perfetto. Prima di sentire il settore anche legno, il Presidente, darei la parola della Pupa un attimo. Come faccio a capire, io privato cittadino, interpello magari l'artigiano, installatore di fiducia, che devo cambiare la caldaia, che magari la caldaia non è necessario cambiarla, che devo mettere il cappotto oppure non mettere il cappotto, senza interpellare necessariamente l'addetto ai lavori. Perché? Perché ovviamente ognuno tirerà l'acqua sul mulino. Ovvio che ti dirà di cambiare la caldaia, ovvio che ti dirà di mettere il cappotto, poi magari non dovevi farlo perché succedono anche queste cose qua, la casa poi diventa un luogo dove soffri, ovvio che magari i serramenti ti dirà di cambiarli, magari non era necessario. A capire chi è che mi dà questa consulenza globale oculata e corretta? Oggi ci sono dei soggetti che si sono immessi nel mercato e che stanno entrando in modo molto dinamico perché hanno anche le capacità finanziarie per farlo, sono i grandi venditori di energia che vengono a casa nostra a farci gratuitamente le analisi, eccetera. E diciamo che siccome questo mercato si presenta come un mercato potenzialmente molto interessante, è la prima volta che si muovono in modo così serrato, facendo anche degli accordi importanti a livello globale. Ecco, la cosa globale dico nazionale, certo. No? Ecco, la cosa sulla quale si potrebbe iniziare a ragionare nelle nostre casette, nei nostri appartamentini, qual è? È quella di prendere le nostre bollette. Io inizierei a prendere e mettere in fila le bollette di un paio di anni almeno, ok? Per vedere, perché per esempio l'anno scorso abbiamo avuto un inizio di inverno non particolarmente rigido, per cui i primi mesi però io prendere un paio d'anni, magari anche 3, no? Prendo tutte le bollette energetiche, quindi il riscaldamento, l'acqua calda ovviamente, anche il consumo del gas, perché una volta che appunto dicevamo prima locomotive e vagoni, se io oggi faccio il fotovoltaico sul tetto per non spendere, diciamo, per farmi l'energia da solo, ovviamente questa cosa non va al 110, va al 65, però se io cambio la caldaia e contemporaneamente faccio il fotovoltaico, ecco che ho la mia locomotiva che mi tira anche il fotovoltaico al 110. Allora, bisogna un po' capire queste cose, diciamo ci sono anche un po' di guide online, ce n'è una benissimo fatta da un'agenzia di scarsa importanza che è l'Agenzia delle Entrate, cioè che è quello che sta gestendo tutto questo percorso, oppure anche sono tutte guide gratuite, si trovano online, quella del Sole 24 Ore, sono fatte molto bene, ma il punto chiave è: mettiamo in fila questi costi, vediamo quanto spendiamo, possiamo iniziare a pensare che con un buon intervento andremo a spendere il 10% di quanto spendevamo, e quindi sono soldi che risparmiamo subito dal prossimo anno. Certo, quindi diceva al di là del lavoro, valorizzazione, sì, ma anche risparmio. E più capire se viviamo, ovviamente, chiaro, se vivo in una villa, un monofamiliare, un bifamiliare, o vivo ad esempio in un piccolo condominio o in un grande condominio. Chiaro. Lì cambia perché poi gli interlocutori sono diversi, però dobbiamo considerare che soprattutto nei grandi condomini sono grandi lavori da fare e sono lavori molto impegnativi. Ristrutturare complessivamente un grande condominio di una ventina di appartamenti può costare 1 milione di euro. Allora, però attenzione, perché quel 1 milione di euro oggi ci sono società che sono disposte loro a mettere quei soldi per fare gli interventi, per portarsi a casa la cessione del credito. 10%, chiaro. Quindi il punto chiave, solo per chiudere per la chiarezza, sì, il tema è proprio quello del ritorno su questo, è la cessione del credito, cioè il fatto che noi quei soldi là li possiamo cedere a qualcun altro che se li prende lui e li paga lui per noi. Questo è fondamentale. E il settore legno, Presidente, in che modo viene a interagire? Andrea Rosini. Eccolo qua. Il settore legno praticamente è un intervento importante dal punto di vista della realizzazione del 10%. Dobbiamo lavorare integrandoci perfettamente con capottisti, con impiantisti che possono praticamente dare la possibilità ai clienti utenti finali di poter accedere al super ecobonus. Noi, tornando un attimino su quello che avete presente prima,
Favarò. L'importante è da pensare oltre al 110% anche al nuovo modo di abitare all'interno delle case. Costretti dalla situazione, volenti o nolenti, come avevo detto prima, di dover poter lavorare da casa, devo assolutamente trovare una postazione all'interno della mia abitazione che sia adatta, che mi lasci lavorare in maniera tranquilla ed adeguata. Questo può servire anche ad esempio per creare una zona adatta allo smart working. Devo collaborare, oltre che attrezzarla, quindi arredarla, trovare gli arredi più adatti alla mia casa, magari, che ne so, dover pitturare la casa, dare un nuovo aspetto, fare modifiche sull'impianto di connessione o di illuminazione per rendere tutto quanto più adatto all'utilizzo che ne devo fare. Questo praticamente comporta poter collaborare con artigiani, poter lavorare insieme e dare un servizio completo. Perfetto. Quindi... Sì. No, dica. No, per quel che riguarda invece il 110%, quando devo fare interventi più sostanziosi, interventi che vanno praticamente a migliorare anche l'efficientamento energetico, oltre che alla qualità sull'interno abitativa, lì devo lavorare con tutti i tecnici che mi danno praticamente informazioni in merito per poter arrivare ai valori richiesti. E praticamente quello di cui le stai parlando ci sarà nel webinar del 28 ottobre alle ore 19, architettura e progettazione degli spazi, l'importanza del gioco di squadra. Esattamente. Quindi lavorare insieme per dare un risultato al cliente più soddisfacente possibile. Allora, a questo proposito si innesca il collegamento invece che abbiamo con la signora Paola De Rosso, consulente aziendale, è collegata con noi, vero? Sì, perfetto. Sentite? La sentiamo bene, perché più volte quindi ritorna in causa, lo diceva il presidente del settore installatori di impianti, l'ha detto poc'anzi, più volte l'ha rimarcato il professore Della Puppa e lo diceva anche poc'anzi il professore, invece sì, il presidente Rosin, bisogna rivedere i nostri spazi. Lei su questo ha puntato più volte l'attenzione, dicendo attenzione, non viviamo proprio bene nelle nostre abitazioni con i tempi che stanno cambiando e neanche nei luoghi di lavoro degli artigiani stessi, no? Esatto. Sentivo prima che giustamente parlavano degli spazi abitativi, parlando appunto del bonus del 110%, perché c'è la necessità assolutamente negli spazi abitativi di creare appunto questi spazi dove si può lavorare, dove si lavora meglio e dove anche chi vive con me capisce che in quel momento io sto lavorando. Questo si deve portare anche all'interno dell'azienda. In questo momento storico gli spazi aziendali devono essere adeguati in base alle normative. Dobbiamo però ricordare che anche l'immagine è importante, perché chi lavora, e non solo chi lavora all'interno, ma anche le persone che entreranno, per cui i miei clienti o i miei fornitori, hanno bisogno di trovare un luogo che sia sicuro, però che sia anche bello e accogliente. Perché in questo momento il fatto di ripensare gli spazi aziendali possono rappresentare una vera pausa anche da tutto quello che c'è fuori, dalle tensioni che ci sono fuori. Gli spazi aziendali pertanto devono essere rivisti anche in modo un po' più smart, anche probabilmente rimodulati, perché magari alcuni dipendenti vengono alcuni giorni, altri giorni, per cui è necessario proprio rivederli, però con una grande attenzione per quanto riguarda anche l'aspetto appunto estetico e l'aspetto di accoglienza, perché comunque ricordiamoci che l'immagine aziendale è proprio l'identità dell'azienda. E l'identità si trasmette anche attraverso una buona comunicazione visiva che deve essere coerente dal biglietto da visita, al sito internet, ai social, ma anche a tutti quei dettagli che fanno parte della cura dell'immagine aziendale. Pertanto quello che io produco, il servizio che io fornisco, poi deve essere coerente anche se uno entra all'interno della mia azienda. Ecco, questa è una cosa
secondo me molto importante per essere credibili. E questa è una grande occasione per gli imprenditori. Io capisco che in questo momento gli imprenditori sicuramente saranno preoccupati per quello che sta per accadere. È anche vero che, come si parlava prima, è un'opportunità per alcuni tipi di aziende proprio per rivedere gli spazi in modo completamente diverso. Lei diceva tra l'altro, punta l'attenzione sul fatto che molte volte adesso si fanno degli interventi provvisori un po' bruttini, il classico filo di carta, foglietto di carta, no, bianco e rosso che viene tirato, il cartone per distinguere gli spazi, eccetera, orrendi, tutte cose orrende, anche i luoghi aperti al pubblico, la classica pasticceria o bar che si presentano come Dio non vorrebbe praticamente, e invece questa potrebbe essere l'occasione per fare qualcosa di piacevole, che poi va al di là di questo momento specifico, perché un domani non è detto che queste cautele debbano essere in qualche modo utilizzate sempre, però se fatte così provvisorie e brutte allontanano anche la clientela. Esatto, poi è chiaro che ci sono delle normative per cui ci sono ad esempio delle segnaletiche che sono obbligatorie. Però è anche vero che, ad esempio, anche panellature, divisori possono essere molto più piacevoli e molto più gradevoli, e ricordiamoci soprattutto che tante volte per fare delle piccole modifiche non ci vogliono grandi costi, alle volte basta veramente un po' di fantasia. E soprattutto l'aspetto importante è che noi, nel momento in cui adesso, anche noi siamo spaventati, è vero, ma anche le persone che vengono all'interno della nostra azienda, ha diciamo una tensione, prima di tutto magari la prima cosa che guarda sicuramente è se c'è la sicurezza, e quella la garantiamo, però poi la persona che entra deve sentirsi accolta, e quello che sto soprattutto portando avanti in questo periodo è sicuramente un'accoglienza dal punto di vista visivo, per cui possono essere usati degli strumenti e possono essere usati degli arredi che sicuramente aiutano ad esempio anche nella separazione degli ambienti, ma che possono anche essere arredare e creare molto più bello ed accogliente il luogo. L'importante è anche come noi ci poniamo nei confronti dei nostri clienti. Dicevo proprio questa mattina che ho fatto un corso di formazione a una specifica categoria che dà dei servizi, che dobbiamo stare molto attenti a come noi anche ci poniamo nei confronti dei nostri clienti, perché in questo momento hanno assolutamente bisogno di essere rassicurati sia visivamente e rassicurati anche attraverso il nostro atteggiamento e le nostre parole, quello che diciamo. Chiaro. Ecco, a questo proposito, installatore di impianti, Presidente, voi entrate nelle case delle persone? Noi entriamo nelle case delle persone. C'è stato... Però vi aprono la porta. Ci aprono la porta. Sì, però voi fate dei corsi di formazione, qual è il modo più corretto di presentarsi, proprio adesso che le persone stanno molto attente, perché io mi ricordo la scorsa edizione del Covid-2 emergenza, a casa mia dovevano fare interventi, l'elettricista ha annullato tutto, cioè tutto annullato, poi alla fine ce li siamo autofatti durante il lockdown, terribile. Perché? Perché non volevamo avere persone in casa, e detto, oddio, che cosa, le scarpe si deve togliere, la mascherina, i guanti, e tocca di qua e respira di là, cioè panico, per cui uno si è fatto, e tantissimi hanno fatto la stessa cosa, perché c'è gente che si è rifatta il bagno da sé, pur di non avere un estraneo in casa per la paura che ti avevano ingenerato. Adesso un po' la paura è venuta meno, si è più tranquilli, però gli stessi artigiani si sono un po' specializzati, ecco, ci dica un po' al riguardo. Noi siamo stati coinvolti già dal primo lockdown, che col codice nostro Ateco potevamo già entrare nelle case per la manutenzione e queste cose qui, quindi l'associazione aveva già informato e formato i nostri associati per quanto riguarda come presentarsi e come fare. Certo, siamo abituati da marzo ad entrare nelle famiglie, ad entrare nelle aziende che ci sono questi problemi del Covid, insomma. Quindi per questo siamo attrezzati e siamo abbastanza sicuri di come ci comportiamo. Il problema è proprio questo, quello che diceva lei, che molte persone hanno fatto il fai da te, magari perché erano più liberi o perché appunto avevano paura di accettare delle persone estranee, però insomma il fai da te può andare bene anche fino a un certo punto, perché quando si mette mani su una caldaia, si mette mani magari su un impianto elettrico, ci vogliono anche certe competenze. Non è però erano lo stesso operatori del settore artigiani che avevano a volte paura di entrare nelle abitazioni, perché c'era veramente
Adesso siete attrezzati, insomma, adesso siamo attrezzati e siamo anche convinti che insomma, bisogna anche condividere questo tempo, questo momento che stiamo vivendo e bisogna anche sopravvivere insomma, in questi tempi. Assolutamente, no, ma infatti la parentesi è servita un po' a dare un po' le misure del tutto, perché all'inizio sembrava quasi la fine del mondo. Professore, abbiamo poi la pubblicità, ma proprio una battuta che mi serve. Allescandosi, diciamo, allacciandosi a quanto diceva la dottoressa, cosa si sente di dire? Ma certamente un tema di rassicurazione oggi è importante, lo accennava prima nei confronti di tutti. E forse una delle rassicurazioni più importanti da fare oggi, da dire, è che il sistema, ancorché pochissimo utilizzato, per ora abbiamo notizie di 2 condomini che hanno ristrutturato con la cessione del credito e l'hanno fatto, per cui da un lato possiamo dire, no, un po' come sul film di Frankenstein Junior, si può fare, no? Cioè si può fare, cioè è una cosa che si può fare e si può fare con buon successo. Dall'altro lato la rassicurazione principale è quella di dire attenzione, perché il meccanismo è complesso dal punto di vista della gestione di tutti i meccanismi, veniva ricordati prima l'asseverazione, i visti di conformità, eccetera, però dire complesso non è dire che è complicato, è solo un po' difficile, ma voglio dire, le imprese sono abituate a gestire questa cosa. Bisogna spiegarla bene a chi deve investire e dirgli soprattutto che con la cessione del credito, in realtà, anche se uno non è capiente, oggi, e quindi diciamo non ha capienza fiscale, può accedere a questi benefici e veramente trovarsi la casa ristrutturata a costo zero, una casa che peraltro abbiamo imparato durante il Covid che magari non era proprio perfettamente bella. E questo soprattutto esatto, ci ha fatto rendere conto come ci immaginavamo prima. Come la vedevamo prima. Sì, perché quando ci stai in casa 24 ore al giorno e non magari solo le 8 ore che dormi e l'ora della colazione, forse il pranzo o la cena, no, ci si accorge che sono un po' più spifferi di quelli che pensavamo, che in realtà l'umidità è un po' più elevata di quella che pensavamo, anche perché abbiamo fatto il Covid, diciamo il lockdown l'abbiamo fatto durante la primavera, ma era ancora un po' inverno quando siamo partiti, per cui abbiamo visto tutte quelle fasi, no? Certo. E poi è arrivato il caldo, ci siamo accorti che forse non erano ben coibentate, no? E quindi uno comincia a dire, beh, ma allora a questo punto forse potrei migliorarla. Fino a ieri non si poteva fare perché non avevamo i soldi, diciamolo in modo molto banale, oggi ce li dà il sistema finanziario. Assolutamente, io lo interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità, quindi torniamo tra poco.